Questa è una brutta situazione che dovrebbe farci vergognare come istituzioni se continua ancora a lungo. Noi abbiamo un rimpallo tra il governo e la regione che lascia nel mezzo i poveri cittadini colpiti da questi danni, da trasfusioni, da vaccinazioni e che hanno provocato un danno persistente nella loro salute. Dobbiamo superare l'impasse attraverso, da una parte, la continuità dell'erogazione da parte della Regione anticipando le risorse, dall'altra ci sono due emendamenti che abbiamo proposto tramite i nostri parlamentari a Roma nella legge di stabilità e che possono risolvere completamente il problema, e cioè autorizzare le Regioni a usare le risorse del Fondo sanitario, così la continuità sarà garantita.